30 anni di carcere. La madre di Loris Stival, Veronica Panarello, è stata condannata in secondo grado per l'uccisione del piccolo Loris, il bambino morto a 8 anni. Oggi è un giorno importante e sono qui per sentire la sentenza. Veronica, spero che dica la verità. Quale? Lei sa quello che è successo. Aveva detto in mattinata Davide Stival, padre di Loris, che per la prima volta era presente in aula al processo di secondo grado. La Corte d'Assise e d'Appello di Catania ha confermato la pena pronunciata in primo grado dal gruppo del Tribunale di Ragusa, che l'aveva giudicata con rito abbreviato. Subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza, Veronica ha urlato, rivolta verso il suocero, Andrea Stival, che in passato ha accusato di essere stato suo amante e di aver commesso l'omicidio. È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso? La donna è stata accompagnata fuori dall'aula a forza dalla polizia penitenziaria, che l'ha subito bloccata. Da quello che abbiamo potuto capire, ha spiegato il legale di Veronica Panarello, parlando delle urla lanciate dalla sua assistita in aula, ce l'aveva col suocero, che ritiene responsabile dell'omicidio del figlio. Dopo mi ha detto questa frase: ma adesso sconti non ce ne saranno più per nessuno, dato che non ho avuto giustizia, la giustizia me la farò da sola e quando uscirò dal carcere lo ucciderò. Sono delle frasi, ha sottolineato il penalista, che in un momento di sconforto ci possono stare, anche se non si possono giustificare, dobbiamo comprendere il suo stato d'animo. La difesa della donna valuterà il ricorso in Cassazione. Il suocero di Veronica, Andrea Stival, ha commentato: è emerso lo schifo che ha fatto Veronica Panarello, non c'è più nulla che potrei dire di lei, che ha tolto la vita a un bambino e alle persone che stanno accanto a me. Non ci sarà mai giustizia per mio nipote, perché non tornerà più. E l'ex marito di Veronica Panarello, Davide Stival, ha invece affermato: la conferma della condanna di Veronica non mi ridarà mio figlio, ma Loris un minimo di giustizia doveva averla. Mio figlio rimane sempre nel mio cuore.